Onorevole Roberto Di Mauro, vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, ecco, a una settimana dal voto facciamo un po' un commento di ciò che è stato il dato elettorale a Canicattì, a Favara e a Porto Empedocle, le città in cui si andrà al ballottaggio. Ma intanto registro un risultato positivo in termini complessivi per quanto riguarda il centrodestra. Ci sono numeri molto significativi a Favara, le liste che comunque sono collegate al governo Musumeci e che a Favara sono andate divisi, si registra circa l'85% dei consensi. Stessa cosa a Porto Empedocle, dove si raggiunge addirittura il 94% perché non c'erano liste di sinistra, e infine a Canicattì, tolto all'alleanza, la coalizione con il candidato sindaco di Ventura uscente, che raggiunge circa il 30%, il resto sono tutte formazioni politiche che appartengono al centro-destra. Questo come ragionamento di carattere generale. Vi è da aggiungere che poi i risultati in alcune parti sono stati negativi per il semplice fatto che il centrodestra spaccato ha raggiunto numeri apprezzabili, come per esempio quello di Favara al 35%, ma il candidato del centrosinistra ha raggiunto il 37% e a Porto Empedocle invece il risultato è diciamo abbastanza consolidato, perché il candidato Iacono ottiene appena l'1% in meno, mentre l'altro candidato del centrodestra ha un consenso su di sé per almeno il 18%. Quindi Canicattì a sua volta al ballottaggio sono due candidati civici che faranno una battaglia. Qualcuno ha guadagnato punti, come per esempio il candidato Sciabarrà, mentre c'è chi ha perso almeno 5 punti come il candidato Corbo. Quindi tutto è in discussione, quindi c'è una battaglia abbastanza serrata in quest'ultima settimana. Oggi verranno presentate le liste degli assessori, domani, anzi lunedì, verrà formalizzato l'apparentamento e credo che proprio da lunedì comincerà l'ennesima parte finale della campagna elettorale che dovrebbe portare ad ottenere, per quanto riguarda il centrodestra, buoni risultati. Ecco, molti si chiedono perché il centrodestra va spaccato quando invece unitariamente supera ampiamente il 50%. Cos'è il malessere che esiste all'interno del governo Musumeci con diverse anime, cosa che diciamo si sta prospettando, si può prospettare anche in vista delle prossime elezioni regionali, onorevole? Ma guardi, un conto è la questione regionale, laddove c'è una forte sollecitazione da parte di tutti, compreso noi, al Presidente Musumeci affinché si costituisca un tavolo, una regia unica per le cose da fare in questo scorcio di fine legislatura, che comunque assegna temi importanti come l'utilizzo delle risorse che il PNRR invierà alla Regione siciliana per l'acqua, non essendo soggetti unici in tutta la Sicilia, impone grosse difficoltà in ordine all'eventuale spesa, così come a cascata poi c'è il problema delle fognature, quindi siamo in infrazione, così come del resto c'è un problema anche che riguarda una programmazione nel tema dell'energia, per non parlare poi della sanità, eccetera. Sono temi importanti che andrebbero affrontati in un tavolo di concertazione non solo con le forze politiche che sostengono il governo Musumeci, ma anche il sindacato. Diciamo, in questa fase ancora l'esistenza del Presidente Musumeci a discutere con tutti e di tutto pone certamente qualche fibrillazione al Parlamento siciliano. Relativamente ad Agrigento ci sono difficoltà relazionali tra colleghi e questo determina una spaccatura. Non c'entra niente tutto ciò che succede a livello regionale. C'è qui in realtà un centrodestra ad Agrigento forte, autorevole in termini elettorali, lo vedrete anche con le prossime elezioni regionali, però sul piano così delle relazioni, questo è il vero tema, ci sono difficoltà e ciò determina spesso in ogni comune delle spaccature. La Lega che vuole, con Minardo vuole la candidatura del Presidente della Regione, Musumeci che vuole riconfermare, il vostro punto di vista? Ma intanto devo dire che Musumeci è un candidato uscente, ha un suo appeal, ha una sua attività composta in essere, c'è qualcosa da correggere, l'ho detto poco fa, lo ripeto, e pone la sua candidatura. Forse è troppo presto per porre
in questo momento una scelta di campo, perché come spesso avviene questo succederà, ma 6 mesi, 4 mesi prima della indicazione della campagna elettorale. Relativamente invece a tutto il tema che riguarda, mi permetto di dire, la Lega, c'è una richiesta di un partito nazionale che la forma, è una richiesta legittima, vedremo se poi il tavolo politico che si costituirà e che certamente si indirizzerà verso una candidatura che sia comprensiva di tutte le esigenze politiche e soprattutto di un programma che ci permette di poter affrontare adeguatamente i nodi e i problemi che riguardano la Sicilia. Anche Miccichè ha detto che Forza Italia, insomma, avrebbe un suo candidato e che, insomma, bussa anche alla porta di una prossima candidatura. Forza Italia è il partito di maggioranza relativa nell'ambito del centrodestra, è il maggiore azionista. Una richiesta di Forza Italia, partito, ripeto, di maggioranza relativa, e che sia anche autorevole, nel senso di una scelta forte, certamente pone un tema e una riflessione da parte di tutti. Un'ultima domanda: i 3 candidati che vanno al ballottaggio, diciamo che sono punto di riferimento della sua corrente politica, onorevole? Del suo movimento, insomma. Sì, sono appartenenti al mio gruppo politico ed ripeto, sono candidati che adesso a Porto possiamo annunciare che abbiamo l'adesione al ballottaggio della lista dell'avvocato Amel, stimato professionista agrigentino, poi dell'UDC e anche di Fratelli d'Italia. A Favara non c'erano esigenze particolari in ordine a quello che è stato questa seconda fase e quindi un duale apparentamento. Del resto le altre forze politiche del centrodestra hanno ritenuto di stilare un documento proprio ieri sera in cui lasciano libero l'elettorato. A Caricattì le forze politiche si sono cristallizzate al primo turno, quindi vedremo cosa succederà. Noi auspichiamo di poter raggiungere risultati positivi in tutti e 3 comuni.